Salve e benvenuti all'11° episodio di Un video al giorno finché non finisce la quarantena. Questo video è già la terza volta che provo a rifarlo perché o veniva male o mi interrompevano o ho perso i dati. Beh, in un caso tutte e due le cose e l'altra è perché sono stata interrotta. Insomma, oggi volevo reagire a Re Bibbia Quarantine. Inizio col dire che questa canzone, ovvero la sigla, è Ipocondria di Giancane. E Zero Calcare lo dice ogni volta alla fine del video, ma tanta gente non lo legge, il titolo della canzone, quindi commenta chiedendogliela e allora lui si rompe le scatole, si incazza e poi sbrocca. Però io ve lo dico all'inizio che così meglio. Dopo questa prima settimana di quarantena, insieme a tutti gli esperti con cui ho collaborato questi giorni, mi sento di lanciare un primo bilancio. Dato il punto vertigine è che siamo abbastanza rotto il cazzo. Non parlo di me, io ormai Lui parla della prima settimana di quarantena. Diciamo che ormai giunti a, che giorno è? Il 9 aprile, ovvero più di un mese di quarantena, penso che chiunque sia stufo di stare in casa. abbiamo ogni 15 secondi. Allora, sta quarantena, dai, io ti ringrazio. Non c'è cazzo, non ho fatto questo. Ho messo per stare a 150 interessantissimo. Sconsigliamo di famiglia un parere. Basta, non ce la faccio più. Allora, io parlo di dato scientifico misurato a partire da 3 termometri sociali. Il telefono. Tramite questa quarantena, cioè ritorni oggi del morto e chiudevamo dei bellonato, le telefonate, lui si chiama, si chiediamo quanti sta a terra, non c'è nessuno, si risponde perché che cazzo stai a fare, poi stai a guardare la lingua, stai cucina la cinquantesima che stava accanto a mamma come nonna Paola. Nel caso mio 940 le spese di telefono al giorno sono un amico mio che chiameremo ben dopo, un po' per tutelare la sua privacy, un po' perché dentro l'acqua mi pare che si tira tipo coglione. Quindi ecco, sta evidentemente a sbloccare. Gli amici che tanto lavorava, la pare che non era uscito, non si vede l'organizzazione, chiaramente eravamo tutti convinti che loro al terzo giorno della quarantena diverso, stava lì a cercare sostanze, ma invece legge botta, però chiamo a 340 giorni, non state dei evidenti agitazioni, per dirmi quanto stanno male gli altri amici nostri, perché come gente specie dei mammiferi, lui manca di quella particolare dose che è la consapevolezza di sé. Allora stamattina ho sentito Giorgetto, io tuo amico sta male, sta scoppiando Giorgetto, io ho visto malissimo, sta tutto agitato, come dentro casa, quel piumino pure se fanno 21 gradi, sta fuori di segno, mi pare un tiro, mi pare che io dico sto giocando, ma sto giocando Giorgetto, sui social. Io ne avevo fatto più ridere, se tutta la roba di Sanremo con Morgan e Bugo che sembrava che stava andando un po' lunga, poi le battute sul fatto che andavamo a portare fuori il cane, non mangiamo tanto, mi pare che ormai già ci stavano dentro Super Wii nel 1985. Il cane ha pisciato 66 volte oggi. La polemica politica che infiamma gli anni su Facebook è se ancora si commuove la gente che canta dal balcone se già si sono rotti il cazzo. Mi pare che ora dopo ora cresce la curva di quelli che si sono rotti il cazzo. La strada. Per strada ormai andiamo solo a fare la fila. Al supermercato qua sotto la fila ormai esce dal parcheggio e arriva dall'altra parte della strada, si interseca con la fila del fruttarolo, quindi ormai quando arriva un vecchio non ti dà più scusa chi è l'ultimo, chiede proprio scusa, questa è la fila del supermercato. Ha detto vecchio perché comunque in strada ormai ci stanno solo i vecchi. Sono 15 giorni che tutti si inventano qualsiasi cazzata per far stare giovani irresponsabili bastardi, un toni dentro casa, ma il risultato è che poi i vecchi dominano le strade con i grandi retti nervoseggianti. Infatti oggi in fila c'è un'altra signora estremamente vecchia discute con una tutta bandata che parlavamo invisibile. La donna invisibile sta dicendo cose rassicuranti del buon cuore, dico ah mio figlio c'ha 2 anni, ma gliel'ho detto, appena finisce lo porto al parco. E la vecchia con la saggezza dei suoi 739 anni si sintonizza benissimo sul tono della conversazione. Ah, ma questa non finisce, questa non rimane così. La donna invisibile ribatte, vabbè signora finirà, magari in altri 2 mesi. Non finisce, che è guarito se ne ammala, non finisce sta cosa. Alla fine ti amano tutte e due, ma piangete più la vecchia che ripete, non voglio morire, non voglio morire. Signora, però manca a fare così, stavano a fare la spesa, se no andavamo a buttare il ponte da Riccia. Anzi, manco ci potevamo andare perché sta fuori dal comune, serve la certificazione del beati quelli da Riccia. Ovviamente parlando dei vecchi in fila, un po' davanti a me ci sta comunque mio padre, ma quella è una certezza, perché se rompe il cazzo a sta casa va a fare la spesa 14 volte al giorno, a tutte le ore, quando mi faccio la finestra ci sta mio padre in fila. Gli chiedo, oh, ma è la quinta volta oggi che va a fare la spesa, ma che cazzo devi comprare? Era finito lo sciroppo d'anice a casa. No, per seguire che premo, dice, è figlio coraggio, infame che ha fatto carcere al padre. Vabbè, questa
so tutto, comunque pare che ne usciremo. Se andrà tutto bene non lo so, dipende se per bene si intende a un passo la TSO e sommersi del buffi, perché mi sa che un sacco di gente la cassa integrazione è data in faccia. Ma comunque ne usciremo. Come compito a casa sta settimana dobbiamo soltanto scegliere se avere l'ansia che sta quarantena continua e ci mangia tutta la primavera, o se invece avere l'ansia che finisce e ci tocca tornare a fare i conti con le vite nostre, che comunque stavamo già belli impicciate pure prima del coronavirus. Beh, sicuramente ne usciremo un passo dal TSO. Cioè, non tutti chi ne esce sanno veramente complimenti, ma parlando per me probabilmente uscirò un passo dal TSO. E beh, detto questo, ci vediamo domani.